Allora, buon pomeriggio a tutti. Sono Nicola Frongia e oggi avrò il piacere di presentarvi il mio recital dal titolo Ischeliu, appartenenza e tradizione in musica. Oggi parlerò della Sardegna, della mia terra d'origine e della sua cultura musicale e non solo. Vi parto spiegandovi il titolo. Ischeliu è una parola in sardo che significa richiamo. Ho voluto scegliere questa parola per cercare di spiegare un po' il forte senso di appartenenza e il richiamo appunto che tutti noi sardi abbiamo verso la nostra terra e verso le nostre origini. Perché ho voluto mettere in luce la cultura sarda oggi? Perché anche grazie all'esperienza che ho vissuto fuori dalla Sardegna, appunto qua a Bergamo, ho constatato varie volte, troppe volte forse, come venga sovrastata da ideali, pregiudizi, pensieri che dipingono sia appunto la Sardegna che i suoi abitanti in maniera troppo superficiale rispetto a ciò che davvero racchiude questa terra e questo popolo. Dunque questa mi sembrava una buona occasione per far conoscere di più questa cultura e questa terra attraverso la musica. Ecco. Vi presento i primi due brani che andremo ad eseguire. Il primo si intitola Alba, è un brano che ho scritto io, pensando proprio al significato della parola alba, che è un sinonimo di un nuovo giorno, di un nuovo inizio, una nuova storia da raccontare. Quindi anche a livello di sonorità ho cercato di ricreare questa sensazione un po' che avevo in testa di sole che sorgeva e poi l'ho composto anche pensando un po' alla Sardegna, che a primo impatto magari può sembrare una terra introversa, inospitale, ma che se conosciuta più a fondo può far scoprire tutte le sue bellezze e le sue caratteristiche. Dunque è un brano, è un invito a non fermarsi alle apparenze, alle prime timide note, ma a restare in ascolto. Il secondo brano si intitola Comocheria, è una composizione dei Bertas, un gruppo storico musicale sardo che da sempre nelle sue produzioni ha portato dei richiami alla tradizione sarda, alle tecniche sarde. E proprio in questo brano è presente una presenza importante di canto corale che richiama le sonorità del canto a tenore, una forma polivocale a quattro parti autoctona della Sardegna. Appunto quattro parti, ecco, abbiamo subbasso, il basso, sagontra, il contralto, saboghe, la voce, e sammesuboghe, la mezza voce. Eh, la cosa che rende, la caratteristica che rende il canto a tenore unico al mondo è proprio la cordatura delle voci, per esempio di basso e contralto a intervalli di quinta l'uno dall'altra. Ecco, in questo arrangiamento che abbiamo realizzato per oggi, le sonorità del canto corale si uniscono alla chitarra elettrica che eseguirà la melodia principale. Buon ascolto.
quería, como quería, pizza, marumera, 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 como quería, pizza, maru, stringhe, maru, maru. Grazie. Ok, continuiamo il viaggio nella cultura musicale sarda, adesso parlando della lingua. La lingua sarda è stata utilizzata all'interno delle musiche popolari sin dalle sue origini, prima con le poesie e successivamente con i canti. Tra le diverse partizioni della lingua, il sardo logudorese, originario della regione del Logudoro, nella parte centro-settentrionale della Sardegna, si è sempre distinto però per essere quello di maggior prestigio, la partizione di maggior prestigio. Dunque, di conseguenza, quella più utilizzata da cantautori e artisti. Uno dei momenti più rappresentativi della storia in lingua sarda, secondo me, è stata la partecipazione al Festival di Sanremo dei Tazenda nel 1992 con il brano Pizzino senza guerra, Bambini in guerra. Questo brano è un brano in logudorese che un po' dimostra come il sardo sia una lingua foneticamente perfetta, che si può sposare con qualunque tipo di influenza musicale. Bambini in guerra, figli di un mondo che non trova pace. Significato che purtroppo ancora oggi è troppo attuale. Buon ascolto. Se mutria mala morigando en sus pensamentos, le strade su Gregusciala in spinghe de costellamentos, brinca sostraventos e vestida sul ludo, puro sino a ottener vanto. Prova a dare un azzudo, esas movidas, las apurusas peadas, esa tristeza como es diluida de realidad andada. Aranzos y bucas, sospicitos, a sabuda y sarena, sencidos, fusileros, sin zapar a pedra, sin saber durar. Y solo quieren una terra, pizzino senza guerra. Su destino un susistedo, Vale su brazo spise, es donde aventre aquel tue brincas ostraventos e vestida sul nudo, puro sino a ottener tanto. Provas a dare un azzudo,
esa pena, su mundo esas manos atare. Iscrivati che in buona vena, forse sa ciò che su chi quieres. Aranzos in boca, sospicinos a sabona y sarena, sencillos, fusileros y zaparaperas sin saber tu lado. Y sos que tu la terra, vecinos y esa guerra. Quaranta, 50, 51, ferite di coltello nel cuore, insulti salute giù per terra, pizzino si sa Allora, nel mentre che posizioniamo, sì, vi, vi introduco il prossimo brano, che è forse quello che ha contribuito maggiormente a far conoscere la Sardegna nel mondo. Nasce come poesia nel 1915, quando Salvatore Sini scrisse i versi di Adiosa, musicata successivamente dal compositore Giuseppe Rachel. Questo pezzo parla di un poema amoroso di una relazione fra due amanti che vivono lontani. È stato interpretato numerosissime volte da grandissimi artisti, per esempio anche Andrea Parodi. È stato rinominato con il titolo di Non posso riposare, non posso riposare, appunto. L'elemento che contraddistingue la versione che andremo a eseguire oggi sono le launeddas, un altro strumento fondamentale della tradizione sarda. Le launeddas hanno origini antichissime, sono uno strumento ad ancia battente in grado di produrre polifonia. Vengono costruite utilizzando diversi tipi di canne. Non so se... sì, vabbè. Oggi insieme al maestro Roberto Tangianu vi faremo ascoltare la nostra personalissima versione di Non posso riposare. Buon ascolto a tutti.
Allora, il prossimo brano si intitola Balbacana e si riferisce a Punta Balbacana, una grandissima roccia di granito a San Pantaleo, un paese in provincia di Sassari, nel nord della Sardegna. Si dice che in questa roccia sia inciso il volto del protagonista appunto del prossimo pezzo, un latitante sardo in fuga che viene atteso dalla sua amata fino alla morte. Ecco, la Sardegna racchiude all'interno della sua storia tantissimi di questi racconti, storie vere, leggende, che vengono tramandate di generazione in generazione e poi molte volte trasformate in musica. Balbacana. Con la voce di Davide Tacchini, scusate. Tra chi un teso luento di tramontana, candela di simbruna in pensamento, parrinire uli pignenti, parini cani, l'uruli di Balbacana, in lignolo nieti. Olai cui lani lume cori fa stregni la cami solo a minta l'occhi mani toi. Tu sei lume scalmentu, la mia filugnana, sei la mia bella suttana, la endi lo cimento, sei lume soli in friacchiu, sei la mia pena, canda più fritto a sirintina, ambare di macchio. Olai cui lani lume cori fa stringhi la cami solo a minta l'occhi mani toi. Balbacana 1921 l'hai come ti chiamerà fino alla molti, ti chiamerà fino alla molti, la toro segnola.
Allora, andiamo avanti col prossimo brano che si intitola Deus ti salvet Maria, noto anche come Ave Maria sarda. È stato composto dal poeta Bonaventura Licheri ed è uno dei canti in lingua sarda più eseguiti e tra i più conosciuti oltre i confini, più eseguiti nell'isola e più conosciuti oltre i confini regionali. Negli anni del folk revival, grazie soprattutto ai cori nuoresi e a Maria Carta, che ne fece un suo cavallo di battaglia, questo pezzo sbarca nella popular music e assume una nuova connotazione identitaria. Però la definitiva, diciamo, consacrazione a livello nazionale la dobbiamo al grande Fabrizio De André, che inserì una versione appunto dell'Ave Maria sarda nell'album realizzato subito dopo il sequestro di persona subito proprio in Sardegna. Chiedendo appunto al suo pianista Mark Harris di riarrangiare questo brano. La versione che faremo oggi è una versione un po' inedita che ho arrangiato per questa occasione. Buon ascolto. Deus te salvet Maria, quis este gracias plena, de gracias esta vena, esa corriente.
Grazie mille. Allora, questo era l'ultimo brano del mio recital. Vorrei ringraziare questi fantastici musicisti che vedete oggi, perché senza di loro non sarebbe stato così. Quindi vorrei un applauso per Luca Scarcella alla chitarra, il grande Filippo Acquaviva alla batteria, Manuele Mariani al basso, Simone Tercallo laggiù alle tastiere, poi alle voci Gabriele Bruno, Davide Tacchini, Nadia Bassano, l'applauso più forte, e Manuel Zucca alla voce. Allora, diciamo che preparando e pensando questo recital ho avuto un po' l'opportunità di esplorare diversi temi legati alla cultura musicale della mia terra, quindi la cultura sarda, che non avevo mai preso in considerazione di esplorare, ecco. Quindi è stata un po' una ricerca personale. Attraverso il mio strumento, appunto, e grazie alla band, ho cercato di dare voce a questa cultura, a questa ricca tradizione. Ovviamente ci tengo a sottolineare che i temi che abbiamo trattato quest'oggi sono solo una parte di tutto ciò che racchiude la cultura musicale sarda e la cultura sarda in generale. Dunque, niente, mi auguro di aver suscitato un po' di curiosità magari in questa bella cultura, ecco. Niente, volevo ringraziare Luca, il mio maestro, perché appunto se probabilmente senza di lui, io sono partito a Bergamo perché c'era lui qua, se no non sarei partito, quindi grazie di tutto. Niente, spero vi sia piaciuto e niente, prego. Nicola Frongia!